Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, imprentas 2021-2022, le regionali 22-2018, articolo 22. Saluti a tutti e questa puntata di oggi del Maestro e a conoscere un'arte antica, questa dei soreri e dunque dei sprendas in oro e in prata, che si pongono oggi e tutto, in festas mannas, le femmine che hanno visto i costumi sardi, pongono tutte queste cose belle, queste ricchezze cadeneuse. E noi volevo uscire commenti, maestro su oggi, fanti uscire ai giovani, come si fa, come si realizza la filigrana e tutto. E se andavo in una botteghetta in via Garibaldi, in Castello, ande Pier Andrea Carta, che è la terza generazione su vari soreri in Castello e dunque su tenere in bottega cosa sua proprio una mesicetta dedicata ai scienti. È una botteghetta vitichetta, dunque ogni volta c'è uno giovane che impara a fare questa arte antica della filigrana e dunque in questa puntata di oggi io a conoscere questa allievo speciale in Adaus, devo conoscere in pari, poi noi andavo proprio in via Garibaldi, in Castello e entravo su questa botteghetta dei soreri, di Pier Andrea Carta e usabili questo bello mondo dei sprenda sarda, come si nasce, come si traballa e tutto canto. Bene con me. Saluti a tutti, se comincia a fare presentazioni, Sattopio de oggi è un attopio che balli in meta, poi siamo in mezzo a Soro e a Sapratta, ande su maestro Mannu, Soreri, Pier Andrea Carta. Saluti Pier Andrea. Saluti. Intanto grazie se potessi convitare noi a scucugliare, controllare, castigare, come ti traballai vosotros. È un piacere. E dunque, dopo una cosa bella di questa tradizione sarda è tutto questo mondo che c'è con i costumi, con i balli, i canti, le tradizioni, ma un'altra delle tradizioni di importo è funti sprendas. E tu sei maestro dei sprendas, maestro di arereo, in questa bottega, questa botteghetta, ci ha traballato proprio tu prima e tu devi ciocchetta come sa. Contami come ti ha cominciato. Ma adesso castiamo sempre il babbo, che traballare, mi ha affascinato questo traballo. Poi abbiamo la fortuna di tenere uno dei punti di riferimento della filigrana in Sardegna. E mi è sempre piaciuto, ho studiato, però sa conca era sempre sul banchetto e poi ho continuato rispetto con babbo era un piacere traballare, era un grande maestro. E così continuavo, sono la terza generazione, quindi nonno puro era... nonno tu e tutto via. Nonno sì, a onde via? In Castello, in Castello. Ma non in Garibaldi, onde sei un nome? No, proprio in via università. Iniziavo in Gunisi e poi... E tu a Castel de Suso, onde c'è proprio sa ruga, sa dei sorelli. Nonno era castellano e poi babbo negli anni 60 ha riaperto questa bottega, sul negozio, questo che stiamo, insomma. Potevo andare de carta, soreri Mannu, babbo di Pier Andrea, che ha fatto diadero su un montone di traballo. Su noi scelti può bendi, ma un montone di traballo su appunto atturare senza storia e tutto della Sardegna. Poi aiutami, cioè, sa corona de Sant'Effisi, tutto in oro massiccio, più di 300 grammi. Sì, poi... Tutto di oro, tutto di oro fatto a mano, fatto a dei, questa che biesu d'ogni anno, poi su primo, su 4 di maggio, in Conca Sant'Effisi, questa corona da fatta su babbo di Pier Andrea. Ma tenere un rosario umano che c'è in comune. Sì, un rosario che c'è in sala del matrimonio in comune, in comune di Castello e... Ma altra cosa spura. Altra cosa, sì, papà tu invece, quando cominciavo di ponere conto tu, dunque a Sichius, la balla della bottega, hai fatto un montone di cose, traballo, mostre, conferenze, Sì, a me mi piace, ma era pure questa divulgazione, quindi con varie associazioni ho fatto proprio dimostrazioni dal vivo, proiezioni, siamo andati pure in Giappone a
a mostrare questi traballos e pragimera, soprattutto biri su come si traballa. Ecco, dopo vi una conferenza spettacolo con Pierandrea Carta, Nicola Castangia e Esatto, Cose con Nicola. Antigas e tutto canto in Casteldesù, proprio una cosa di adero bella ed in porto e Isu ha fatto bere tutto straballo su filigrana, sa tradizione e tutto canto. Una delle cose belle da dunque di Pierandrea Carta è che non c'è tipo che Isu è un maestro, infatti oggi su noi proprio può comprendi commenti traballata. Ma i 78 in sa divulgazione denari, costa a Tobius con conferenze e tutto quanto. Ma sa cosa che più si interessa a noi è che noi tenesi scienti che vengono in noi e ogni gira da Tobias a uno e bene di noi a traballare. Sapete che da pittica dunque ogni volta uno scienti, ma oggi teniamo su una speciale. Sì, una particolare. Una scienti speciale poi figlia Chiara mia, è figlia tua. E quindi sì, e dunque se lui tiene sì. una responsabilità di manna, poi i suoi eredi di Aredeu e dunque da lui è tutto, mancai è stato studiare, fare tutte cose, però questa tradizione mi pare che deve naturale. Dunque, Pierandrea, contami e contasi agli spettatori di questa radio televisione sarda, come te che si comincia a fare su traballo, cioè ita conta studia e spiccioccheddu su può entrare in questo mondo del suo traballo del soro e del savratta, poi questo fu un metallo che traballai, certo, no? Oro e plata. Sa filigrana, che è questa bella tradizione de mera logos del suo mondo, a saberitare, ma che sa Sardegna tiene proprio una tradizione, una moda del traballo, proprio tutto cosa sua, e dunque se ci punti tutto un modello, se tutto canto. Però se tu sei un maestro, e dunque sa mi depinnai, e ti fai oi a chiara, come ti funziona la saprenda in filigrana, come ti vadesi a reccare, sa cannacca, sa neddu. Anda bene. La prima cosa che nao sempre ai spicciocus è questo che mi era babbo. Tocca castiai. La prima cosa è castiai. Tocca narauso a furai su traballo con i sogus. A castiai i movimenti, come uno maneggiare le mani. È proprio la cosa fondamentale. Poi, come si è un vago visto mera, come funziona, allora si passa a azioni vere e proprie. Poi andiamo a sapere una tecnica mera diffusa in tutto il serie del Mediterraneo, ma in Sardegna con sa filigrana attento su massimo splendore, che si sa granulazioni. La granulazione ti pallineddu, sgranus, che andano poi a rifinire, a decorare sa prenda. Poi bieus, come si va in sgranus, in possa vede sarda, campidanese, che è un classico della filigrana del sud Sardegna, e quindi adesso andiamo a sapere noi con Chiara come si va in. Una cosa che volevo dire è a tal livello è Chiara in moi quanto tempo sei che sta fendi Chiara non è da me che fendi apprendista, è di più studiare e cominciando in moi a quindi primo diciamo tenevo una allieva di primo livello, ecco. Bene, ma questo mi piace, quindi io come si comincia esatto, cioè come è che si può diventare oreri del livello artu e come si comincia e ti avvunti primo cosa che uno fa. Esatto. Il primo cosa è tirare su filo tramite dopo la fusione si va a verga in argento, in plata o in oro e poi si tira su filo, si porta a dimensioni. E su filo tu dirai con questa macchina e poi in secondo momento si passa in questa fila che è questa roba di acciaio numerau. E noi si fa a mano però, si tira a mano. Si tira a mano. In San Morse si tira a mano. Come te che si serve questa macchina? Questo è sul laminatoio. E questa sarà a fila. Devo dire una volta
de Picciocco, a traballare in Sì, gioielleria per tant'anni, sì, infatti io sì, conoscevo a sì. Babbo Lupo, perché venemmo Sì, noi, certo, io traballavamo nei bandini in piazza Martiri, e venemmo noi de Picciochetto, Mattiello Picciochetto, e ci via il signor Carta, saremo daici, che vi era questo che sorelle che si donata a bandini sa filigrana Certo, sarda del bene, e dunque dopo un notte densando. E tutte queste cose da sapu con notte, e dunque poi per me è un preso un anno entrare in una botteghetta de Oredi e torrai proprio noi in via Garibaldi, questa bottega del signor Carta. Dunque sa torna a raccontare scusa, ma degli aranti mi mi piace ha fatto da... male piacere. Potendo questo filo di questa Vai a dimensione, bere a Marco, sta delle si camere, passa, ci. devo faccio bene così, questo passato a un sistema di trafila più sofisticato, che funti su rubinus, Ah, che funti questo su cerchietto di acciaio. vai a bere sempre a Marco, e ci. Questo. Si passa da anguni, Esatto, si va a Cangonis e su filo si porta Pica la sta forma che dimensione, ho si porta la detto, dimensione desiderata. Possa filigrana è sempre mera sottili. Certo, certo, Eh? certo. E Siamo dunque, tutti su millimetro. e poi tu hai questa granulazione, dunque se spallinetto, su come è che Questa funziona? granulazione funziona, si tira prima un filo preparato, poi piccavo I occhiali, sì. questo sempre, se no non bevo snuda, si farà Poi solliera. O le solliera, Come sì. te ne dà una borta. un'anima di acciaio e poi così arrotolando bene vedo una spirale. Spirale bella vita Tu chiara devi sempre castiai bene, Sempre. asintendo tannao, una borta fatta da tutta questa Poi cosa la borta fatta tortosciata, si picanta a sferro, proprio ferricetto su ferricetto esatto. Ma sa filigrana non tiene bisogno di mera smacchinare, punti smanus. e sa conca. Esatto. Poi ti tocca da... È vero. Tu continui a fare questo, ma io ti domando una cosa. Tu, Pier Andrea, fai di tanti tutto su traballo tradizionale, tutto questa cosa, su connotto, Sì, tutto questo sì. che esiste, spillas, Posizionato sul no. broscias, arreccadas, tutto questo che esiste, come fedi sarda e tutto canetto. Ma tenisi poi questa possibilità o ti piace da fare cose nuove, rielaborazioni o se tradizionale e basta? No, vedo su innovazioni. Come hai maestro su dunque come ogni arte, e anche sa filigrana, devi passare prima per su connotto. Certo, poi una Una volta volta che che ci fai comprendi, bene su connotto, allora vorrei perché poi fai il modello su come esatto, da conca, perché bisogna occorre sempre passare poi il classicus, certo, come nella musica, ecco, eccetera. te sta facendo chiaro, in modo che posto Adesso noi è chiaro, poi te è chiaro, poi da posto in noi questo è te, adesso- amianto, e te questa cosa. no, amianto si usava, Non si amianto non si usa più, non si usa più, usa no, più, già. per E mo come si motivi serra? Dio mi ricorda a Picciochetto via d'amianto, e mo come si Ah, serra? no, si tanta piastra sa saldai. Cosa saldai? Dunque stanno a posto a una Adesso da ho una, paga fatto pago. il cerchiettino, poi ti fai barrettina a sporo, non è che è necessario che sia da rondo su rondo, tundus su tundus. Ti pone su noi, poi con sa capacità di su metallo una volta scallato, devi forni a sfera, a palligetta. E quindi mo dubbi Che diventa da solo a solo, come A solo a solo, a mo. seconda della qualità di Esatto. Saviano, Mo tu faccio il e poi intensità, e poi tu fai sapiccioca. Sturauso un attimo questa luce e si vede meglio su. Dunque sa castiauso Alessio ad abire bene come si fa. Io ho fatto un pallino, De una nedigeddu e diventa una un pallino, un grano che poi gusta solo a solo, a tu vai solo, solo, poi sì. quando solo saprata, sa capacitare quando fundi si pone la sfera. accanto grado sfondi di solo. Solo fundi dopo 1000 gradi. E saprata Saprata prima. Sì. Saprata prima.
Allora, Ita qualità di oro si usa? 750, 750 18 carati. Dunque se 18 carati. Saprata 800 millesimi O 925. o 925. Tu che li usi? 800 o A 925? seconda del soggetto, perché a seconda della prenda, poi noi è 25 è più morbido. Ah, no, è più morbido. più morbido. Si vuole altro metallo, si Sì, può esatto. tostare e tutto quanto. Poi Poi cominciai, poi spicciocco che cominciano, io consiglio questo tipo di piastra per saldare. Quando sei più pratico, su graponi, vari metri a me all'estero, però con su graponi i spallini scappano e quindi tocca essere bravo. bravo. Dunque a noi cosa vuoi scienza? No? E cosa vuoi maestro? Tocca essere bravo. E tutto questo spallino, a un dia andata a casa, vabbè, ora in cupressi, de biri scopo, Sì, ma non più sora de comprendi il taroso su ora devo fare anche un altro pallino a chiara e poi ci torna a lui sa luce, ci si vede bene, a questa parte. Benissimo. Ma va tutta sola, Questo è una che non è verità, è una che emozionale, è chiara, anche quando non ci sia un noso si traballa più tranquillamente. esatto, tocca fare i verticali. Perfetto, perfetto. Perfetto, pallino, non so se tu sei inquadrendi. Ma No, è talento, è di famiglia di Narause. Se no non si pregia. E tu sai aiuto, poi come ti hanno due, dunque quarta generazione. Sa guarda. È una bella responsabilità, e te stai studiando, sai ciò. Giurisprudenza. E tocca da fare, avvocato a Mengiano, in tribunali, a me in bottega. Ora, ma perché ho preso posizione ai spallinus all'interno, a intro, un canottiglio, che è un cerchietto di filigrana, fatto precedentemente. Saldao in salastra, pronta, questa è là, e sa vedi casi a cabara. E mobile quindi si farà ici. Un zicche di acqua che va da collanti veloci. Sì. Pigliamo scusa che più sbellicetta. Posizionato va con l'acqua, sgranus. Ma se poi l'acqua come fai una colla, da esatto, firma, no? Però l'acqua poi andrà evapora subito. Ecco, ti fai sbirri come si fa. Esatto. Giusto un po' tu trattenni. Di una variga. Poi bisogna chiara come esatto. Poi chiara pone il su borace, che è una... Tu sei l'estro, ma... insomma... Su borace serve prima dei ciboni saviamo a pizzo, no? Esatto, perché sono fluidificanti, dove vai sciogli bene. Bella questa cosa, poi è usabili. Ti sono castiani di tutto, tutta la gente del domo voi, ci sono Deo, nonno... E poi in questa bottega che conta di adesso sulla storia castellana, tutta la seconda parte del 900, su un traballo su importo di area romano, come è un nao, il signor Carta, tu serriamo Saici, uno che io poteva un sempre un galantuomo, una persona, ma di adesso una bella persona, lo potete con noi, mera sanno. Poi due casa, aici. E con questa mano piegate questa con questa mano buoni su boraccia. Noi questa è un'operazione cina, tocca a scarraffiare pago esatto, questa su beccuccio tocca da scarraffiare pago come scarraffia danno di bessi su boracce. De bessi sì, anda bene. Posizionato e poi noi, no? E poi noi. Potete dei piccoli. Cioè, date per live. In modo di prisaldare. Ecco, non si obbiendi, commenti. Marco si fa i bini, commenti che assaldendi. Questa è una partiscetti del saneddu, questa parte del pizzus, no? Esatto, questa parte del pizzus con questa granulazione. Ok, poi andai.
E poi dopo invece si vanno in tutte le altre cose, si può fare Con su tutti campo e a Cabaraici. punti volla, sa noi. Punti sfollasa, e vediamo, vai bene come ti si fa una follicella. Ecco, casti sempre tu a lei sicuramente. No, vai bene come ti si fa i scanottiglius prima. Hai ci proprio su Quindi, passaggio. Poi noi come se su un quadrendi a Chiara che sta traballando, è bello perché quando uno su in gioielleria, in tutto questo luogo, o in manifestazioni si sfemmina, vestimenta sarda, e dentro tutta questa sprenda, noi da Bieu una cosa di importo umano, bella, dei valori, arte e tutto quanto, è un nao in oro, prata, e questa cosa bella è, si commenti nascenti questo gioiello, su questa sprenda, e Pier Andrea Carta è un maestro di oggi, questa puntata di oggi, gli ha portato questa possibilità di conoscere quest'arte dei sorerisi, che in Castello, io nao prima in Castello de Susu e poi in altro luogo, poi sono in Vitanoa, in via Garibaldi, dove ci viene questa bottega del Subabo e poi si sta traballando su Pier Andrea. E noi nascenti i gioielli su dei importo di aereo romano, che veniti bendi, su mandata a fora, dunque esti una dei sprenda che si pragidi a Mirai, a Biri, e non scelti come valori, ma come tradizioni, è tutto, no? Poi continuando una tradizione antica di sprenda sarda. Sì. Storia di questa Sardegna pure, c'è tutta questa vestimenta con i sprendas e tutta questa tradizione, un grande valore che in questa Sardegna. Questa sprenda a noi si incantano e noi si sardo. Quando tu hai fatto un mostra in Giappone, come te che rispondi a gente? No, si incantano a mera. Sia su pubblico normale, sia i addetti ai lavori, lì è piace mera, poi comprendi sa tecnica che c'è a pizzo da questa sprenda. Bene. E poi questa idea di una cosa bella che devi catturare. E poi commentando lui prima, una volta che ha un oreri e capazio a traballare tutta la filigrana sarda tradizionale, poi cominciare a sperimentare e indibogare a seconda della sua fantasia, della capacità, della idea, e tutto quanto a trasforma, a gioiello, a trasprenda, non funti cosa delle tradizioni, però funti da simbilla da parte dei questa tecnica costruttiva si accusa. Bene. Ho fatto che poi monti gustus. Dunque, dai spicciocchi che vengono in noi, la prima cosa che tu fai è sanetto, non sa vedi? La prima cosa si parte sempre da sa. Cioè, prima a Castiani, quanto devi pinturare a Castiani? Che una diri, che una gira, che un mese? È una sfiligetta che gasta bene come ti si muove entro sul laboratorio. Poi tocca la bere sa verghetta, poi tirare sul filo. E poi si passa a tirare sul filo. Una volta che scinti tirai bene sul filo, poi ti depitessi uniforme, non depitessi a strappus. Certo. Punti rotto su piccole artigedas, no? Certo. Cado che la imparai. Tirai sul filo, vai a filigrana con i staulas. E tu quando vai a questa lezione si disconta tutte queste cose, no? Sì, tocca fare tutto su. E tocca di buoni passioni pure, Dei scienziati che si tenti tu in bottega, c'è qualcuno che si è aperto in un laboratorio, che sta traballando con conto su? Sì, ne tenti una mera brava. Una femmina, bene? Una femmina. Avuti mera spicciocas, Mera spicciocas che volenti fare questo traballo. Di una si era Monica Secchi, ha aperto un suo laboratorio ad Arbus, in sabita sua. Insomma, diciamo, mi ha ridonato una soddisfazione. Arbus è una bella festa di Sant'Antonio, che anda da Vinces a Sant'Antonio de Sant'Adi, fanno una bella processione, manna, e in Guni si hanno arrivato tutto il gruppo, pensa, canto reficeria, canto prenta, canto cosa, de oro e de prata, ci funti in porta che femmina, in processioni. E poi vi sbiri come si fanno i sfollas, le sfolligedas.
Picauso, ti faccio una manna, con i che non si bene, te la faccio deo. Allora, Sì, tanto inquadrato bene in mano, su ICBA. sì, di caso una rocca filigrana. Quest'arte che è troppo bella per andare a Questa vedere. è filigrana è un filo che A viene trottojao. a trottojao con i staulas. Dunque, sono una volta di dare su filo, Una volta di tirato passare su filo. tauledda, fino ad attortoggiare tutto Esatto. quanto. E poi, Mo si disegna uno tastiere. segmento. Un tirotto attrezzatura pitticchedda, sa pinzetta, Non c'è bisogno di grandura. E poi due hanno ferriceto, tutte Ferriceto. cose del domo, pinzetta, sa con di bogai. Anche su Dauro da traballo non è proprio su classico da orafo. Ma poi non teniamo bisogno dei gusti del sudacco come in sorificeria classica. Teniamo bisogno di un brano. Certo. Infatti Sudacco è sempre tutto segato. Sudacco è sempre tutto segato, ma si può riboccare il volo, perché non è che sia proprio essenziale come in sorificeria classica. Adesso ho fatto Gustavo. E questa come ti comincia a fare questa folla? Cioè, Esatto. a forma di U, no? Si tiene bloccato questa parte della U e poi piano piano a pago. Adesso questa è manna e quindi la facciamo così. Non riesci da bere, potete girare, hai gustato, girare questa parte, ci si deve vedere in meglio su questa telecamera, come in te che sì. Così e poi si serra. E molto su Castiglione. Perfetto. Questa è manna, poi fece da campidanese, sa misura è questa. Fai B? vedi che ti detto. È chiaro che c'è riesci da fare questa Non ancora, questo è diciamo così, è un livello superiore. Anda bene. Poi c'è una dimestichezza con i smorzella particolari. Anda bene, però una volta fatta questa è arrivato a questo punto. Cioè Arrivato a questo punto, si salda la rotto, cioè secondo vedi, si salda la tutte sfollas, tutte queste granulazioni e poi sul gambo. anda bene. Allora, una volta accabato tutta la, diciamo così, sa saldarura, sa parte di questa saldarura, si passa con su seghetto, con su un salama, a dibbogare rotto salastri che non serve più. Certo. Questo tutto a mano, non si serra che due Tutto a mano. E anche questo però è un traballo che si varia in un livello superiore, diciamo. Quando si arriva con su traforo, a traforare rotto sa parte che non serve, e si è già a livello esatto. Poi ti bere questo da fuori, poi ti toccano di bogai. Sa la micetta dei noi, ci da sticchire in, tu torrai a serrare e dopo più vai mille volte, è una cosa troppo bella. E cali è, noi potevo serrare questo toppio nostro, io su scruccugliavo con vago, su castigliavo, come si fa, e io più come ti conta a spicciocco e oia chiara a filla tua, come si traballa soru e sapratta. E cali è su saprenda che tu hai fatto, che ti piace di pruso, che sei statturata in su coro, c'è una cosa, poi ti ha fatto cosa, commenti sa corona de Sant'Effisi e tutto quanto. Tu, qual è questa cosa che ha fatto che ti è statturata di adesso su un suo coro? In suo coro mi atturarono un traballo che avevo fatto con Babbo, che è sul Rosario, che sta su ma questo Rosario che è si è esposto. È un altro traballo che avevo fatto de Vago, è sempre un Rosario, poi una gresia di Maracalagonis. E questo mi piace un mera, poi quando avevo fatto sul Rosario con Babbo, vengo apprendista. E me invece del maestro è E un'altra noi cosa. abbiamo proprio firmato Deo e è stata un'altra emozione, Bene. e tu completai bene. Come te poserai sul mercato, cioè sa gente, a parte che solo costa da commento non sciuita, ma ricordo che quando ci venuto costa 20.000 franchi su grammo, pensai, oi non sciu cantè, mi pare. No, siamo a 50 euro. 50, quindi a 100.000 franchi, dunque è una cosa ricca. Però come te, sa gente, non in Castello, compra ancora
pocali occasioni, cioè a parte il gruppo folcloristico, cioè su clienti, su turista, come ti da usa? C'è mera richiesta. C'è stato un periodo in cui questa filigrana era a passare in secondo piano, non vi era... non da richiedere, no. In Moi c'è stata una riscoperta e si sta vendendo di più. In particolare i spezzi su classici, però. Cioè sa broce, Sì, spilla, sa fedina è sempre richiesta, in tutte le manere. Poi sa reccata, sa magari un pago per pago te costa tanta mera. Si usa la mera pratta dorare. Certo. Noi ponemos sulla stessa galera di traballo sia in oro che in prata dorare. Ah, certo. E questa è una cosa, la vai da importo, poi si conosce, quando c'è gente che viene di prendere, comprare dal Pakistan, o fatta a Genova, che ha avuto stampata, fatta a fusioni, si conosce subito che è una prenda fatta a fusione, una prenda fatta a mano, un filigrana. Dunque questa tradizione nostra è questa della filigrana, non questa della purtroppo è mera diffusa, ormai questa fusione è mera diffusa. Poi ti costa per spago, cioè pago traballo su conto è tutto gusto, non ci dea. No. Andava bene, iniziando su Deo, poi chiaro, ti lascio un pangi, poi te la dici, vuoi straballare, vuoi fare queste lezioni inizia in moi non è che stetti a, vuoi fare tutto emozionale, vuoi, giustamente, ma in moi comincia a traballare, che hanno punta solo, su noi sono di pocauso, su sa attrezzatura e si di torrao, su possibili sa ciraghintra, se si va ai pregeri e usassi con un altro maestro, un'altra arte della terra nostra, ma sempre cosa bella, che uso attenni in noi, su canale 79, in questa trasmissione che ho realizzato grazie a Saggiudu, questa regione sarda, questo progetto Imprentas, che si aiuta a fare trasmissioni delle cose nostre con questa lingua cosa nostra. Dunque, grazie a tutti, Pier Andrea Gatta, grazie a tutti, Chiara, ora potete traballare e noi si va ai pregeri, si viene su una puntata benidora con altre cose. Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della regione sarda, Imprentas 2021-2022, le regionali 22-2018, articolo 22.